Serie B-Win, tutti i colori della passione. Allo stadio Bentegodi si gioca la sfida tra Verona e Crotone, valida per la 15ª giornata di Serie B-Win. Scaligeri che arrivano da 3 vittorie consecutive, con Andrea Mandorlini che in attacco preferisce Pickelman ad Alessandro. Il Crotone di Leonardo Menichini, un punto nelle ultime 2 gare, si affida al tridente Gaetano Khalil, Sansone De Giorgio, dietro la punta Djuric. Si parte! Subito il Verona parte in attacco in questa sfida casalinga, un'azione che si sviluppa sulla destra, palla rimpallata e al limite Taxidis ci prova, il tiro è altissimo sopra la porta del Crotone. Formazione calabrese che si fa vedere dalle parti avversarie con l'incursione di Maiello, la sua conclusione alta sopra la traversa della porta difesa da Rafael. Ancora Verona, fa tutto bene Ferrari, cerca il cross, poi prova a cercare il secondo palo, il pallone termina fuori, non di molto. È un fallo laterale per il Verona, Alfredson in mezzo per Pickelman che viene anticipato e palla alle spalle del portiere del Crotone Bindi, ma l'ultimo a toccare è Migliore, come vedremo ancora meglio nel replay, che per anticipare l'attaccante austriaco Pickelman mette alle spalle del proprio portiere. Verona quindi in vantaggio, il cross di Alfredson e ancora in dettaglio il colpo di testa di Migliore ad anticipare Pickelman e a mettere alle spalle del proprio portiere. Menichini guarda sconsolato questo errore della propria difesa e poi c'è il cross di De Giorgio, colpo di testa di Sansone ed è Rafael bravissimo a salvare la propria porta con Sansone liberissimo a 2 passi dalla porta del Verona ed il portiere Scaligero si salva. Ancora il Crotone nel finale del primo tempo e questa volta il colpo testa in chiusura di Maietta che mette in calcio d'angolo. 1-0 il finale di primo tempo, si riparte nella ripresa con il Crotone alla ricerca del pareggio subito pericolosissimo con Sansone, Rafael in mezzo e poi De Giorgio manca l'aggancio decisivo da ottima posizione. Preoccupato Andrea Mandorlini perché vede ancora il Crotone pericoloso, ancora con il pallone in mezzo, questa volta è Gaetano Khalil che prova la girata all'interno dell'area piccola e Rafael si dispera per riprendere i suoi compagni, entra Doninelli e rivediamo subito in attacco Ferrari e proprio il nuovo entrato Doninelli lascia partire il tiro, traversa che salva la porta del Crotone, vicinissimo al raddoppio il Verona con il nuovo entrato sul fronte opposto, emozioni però con questa conclusione a lato da parte della formazione del Crotone con ancora Gaetano Khalil. Ancora un rimpallo che favorisce l'attacco da parte della formazione del Crotone, poi Ciano insieme a Migliore a cercare di calciare da sottoporta. Il Crotone cerca il pareggio, ancora pallone in mezzo e poi c'è questa girata completamente fuori misura di Sansone, ma preme la formazione calabrese. Calcio di punizione di Ciano, palla respinta ancora dal portiere Rafael che è il grande protagonista di questa ripresa per la propria formazione. Ma insiste il Crotone, pallone in mezzo e deviazione nella propria porta da parte di Mareco che anticipa tutti ed è il pareggio all'86esimo, a 4 minuti dal termine. Vediamo la deviazione di testa di Mareco che mette alle spalle del proprio portiere. Un'autorete per parte, 1-1 il punteggio, ma non è finita al 92esimo e questo il tiro decisivo di Maietta per il 2-1. Esulta Mandorlini che corre in campo al secondo minuto di recupero. Il Verona trova una vittoria importantissima, la vittoria numero 4 consecutiva per la formazione scaligera che con questi 3 punti vola al 6° posto in classifica in piena zona playoff. Momento magico per la formazione di Andrea Mandorlini.